L'Italia è campione del mondo, sì, del 34, ormai per parlare dell'Italia non solo vincente, ma addirittura ai mondiali bisogna tornare indietro in questo caso quasi di 100 anni. Buongiorno a tutti, questa è la rubrica La storia dei mondiali, siamo alla seconda puntata e alla seconda edizione del campionato del mondo, dell'allora Coppa Rimè. Parliamo di Italia 1934, mondiale organizzato e vinto dagli azzurri, cosa che poi purtroppo non ricapiterà nel 1990. È la seconda edizione dei mondiali, dopo quella del 30 organizzata e vinta dall'Uruguay, certo 2 su 2 in questo caso. Si gioca dal 27 maggio al 10 di giugno, l'Italia vince l'organizzazione battendo in volata la Svezia. Si dice che abbia inciso moltissimo il parere del duce di Benito Mussolini per far assegnare i mondiali all'Italia. Gli stadi sono 8, sono Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, Trieste, oltre ovviamente a Roma, che sarà anche la sede della finale. Ci sono 16 nazionali. Pensate che quelle alla seconda partecipazione, quindi le non esordienti, sono soltanto Francia, Romania, Belgio, Stati Uniti, Argentina e Brasile. Manca clamorosamente la squadra campione del mondo in carica, la nazionale campione del mondo in carica. Pensate quanto era strano il calcio all'epoca. L'Uruguay praticamente non parte per l'Italia quasi per ripicca nei confronti delle nazionali europee, delle federazioni europee che si erano rifiutate, che avevano un po' snobbato 4 anni prima il viaggio in Uruguay, e l'Uruguay li ripaga un po' con la stessa moneta, dicendo: voi non siete voluti venire in Sud America e noi non veniamo in Europa. Non ho capito che cosa ci guadagnassero, al di là del fatto che, come vi ho detto l'altra volta, gli spostamenti erano molto più complicati. Stare anche 15-20 giorni in un altro continente non era semplicissimo, non è che erano delle federazioni e dei giocatori strapagati come oggi. Diciamo che fino almeno agli anni 50 il calcio era molto particolare rispetto ad oggi, era molto meno remunerato ovviamente. Qual è l'altra particolarità di questo campionato? Che non ci sono gironi, praticamente si inizia già dagli ottavi di finale, e l'Italia fa una specie di percorso netto. Batte 7-1 gli Stati Uniti, pareggia 1-1 con la Spagna, nella ripetizione vince 1-0 approfittando anche dell'assenza del famosissimo e fortissimo portiere spagnolo Zamora, batte 1-0 l'Austria in semifinale, Austria nazionale fortissima all'epoca, e vince 2-1 la finale con la Cecoslovacchia a Roma. È una finale tra l'altro incredibile. Vi faccio anche vedere, io ho trovato un tabellino da questo Un secolo azzurro, quando vennero festeggiati i 100 anni dell'Italia, uscì questo opuscolo con Calcio 2000 che io ho conservato, e qui c'è la finale Italia-Cecoslovacchia 2-1 il 10 giugno del 34. Vi faccio vedere il tabellino, piccolissimo, non vedrete niente, però insomma io ve lo mostro lo stesso, ma tanto si trova ovunque. Pensate che è una finale al Cardiopalma, ovviamente non è che io l'abbia vista, però da quello che ho letto praticamente non è successo niente fino al 71esimo, quando la Repubblica Ceca adesso la Cecoslovacchia passa in vantaggio, sembra finita. All'81esimo pareggia l'Italia con Orsi, non Fernando Orsi, il portiere della Lazio, e al 95esimo, pensate, 5 minuti di recupero in un'epoca in cui non è che ci fossero i recuperi come oggi, segna Schiavio per il 2-1 decisivo che laurea l'Italia campione del mondo per la prima volta nella sua storia a Roma, quindi proprio in Italia. Il capocannoniere è un cecoslovacco, è Nejedly, con 5 reti che appunto lo laureano capocannoniere del campionato, e la Cecoslovacchia si consola un pochino così, come diciamo a Roma, si è consolato con l'aglietto, quando si dice che si mangia la verdura che non ha grande sapore, se si ripassa in padella con l'aglio è più saporita. Questa è la storia di Italia 34, il primo mondiale organizzato e vinto dall'Italia. La prossima settimana andremo in Francia per i mondiali del 1938, ma non vi spoilerò chi li ha vinti, come se non si sapesse. Ciao!